20:10, buonasera, ben ritrovati in diretta con Antena 3. Questa sera cominciamo a entrare nel vivo del ballottaggio di domenica e siamo insieme a Sergio Giordani. Buonasera, ben trovato. Buonasera. Candidato sindaco a Padova per il centro-sinistra, quindi PD. Adesso ha trovato l'intesa con Lorenzoni di Civico, candidato da Civico, sostenuto appunto, come dicevamo, da queste liste. Ho visto che oggi comincia a pesarle, forse avendo avuto poco a che fare con la politica, se non da appassionato, imprenditore, non so come lo posso definire. Gli ultimi colpi della campagna elettorale le fanno male? Non mi fanno male, sono sconcertato. Io capisco, manca poco e fa qualsiasi cosa per raccattare 4 voti. Ma io sono imbarazzato, vengono da me nel punto elettorale con tutti i volantini della vecchia politica, Giordani qua, Giordani è l'estrema sinistra. C'è uno Zanonato in ombra, quindi come dire che dietro di lei c'è Zanonato. E Waring, sì. Giordani, estrema sinistra, io capisco tutto, ma un po' di correttezza, un po' di sensibilità e senza dire bugie. Uno vince con i programmi, con le logiche, non raccontando bugie, perché mi imbarazza per loro a dire queste cose. Io non ho fatto politica, sono 5 mesi, 6 mesi che faccio politica, mi sto dando da fare, a me interessa la mia città, non ho bisogno di fare carriera politica perché ho detto lo faccio per 5 anni e poi smetto. Mi sto sacrificando famiglia, lavoro, interessi diversi e che sia chiaro non è un sacrificio, è un onore fare il sindaco di Padova, della propria città. Però non capisco, questi atteggiamenti per me sono incomprensibili. E i miei ogni tanto dicono, non rispondiamo se rispondiamo anche io. No, noi non rispondiamo, perché mi imbarazza. Parliamo di programmi, io ho dei programmi, ho fatto alleanza con Coalizione Civica, mi trovo molto bene con Arturo Lorenzoni, i principi sono gli stessi, non cambia i principi. Allora li accusano di espropriazione di case di estrema sinistra, per favore. Cioè i centri sociali sono con Lorenzoni, quindi sono con lei, è una sorta di sillogismo quello che dicono loro. Ma non è vero, non hanno nessun centro sociale. Smettiamola con queste cose, facciamo le persone serie, parliamo di cosa farà, di cosa ha intenzione di fare, non denigrare. Io veramente, se questa è la politica, sono un po' deluso, però non mollo fino all'ultimo giorno e ho avuto anche un piccolo incidente. Piccolo o grande che sia, però sono stato fortunato perché qualcuno lassù ha detto non è la tua ora, la sanità padovana è eccezionale, per cui sono, per carità, si sente ancora la pronuncia che c'ha qualche piccolo difetto, ma nel giro di qualche settimana sistemo tutto. Ma senta, Presidente, sua moglie si è arrabbiata però. Mia moglie è eccezionale. L'ha sostenuta comunque anche in questa scelta fino in fondo. Mia moglie, i miei figli, i miei parenti, i miei amici, ma in particolare mia moglie, guarda, sono 43 anni che sono sposato, siamo sposati giovanissimi. Mia moglie è incredibile perché anziché preoccuparsi, dire oddio cosa è successo, lei era serena, tranquilla, ma nascondeva i sentimenti ovviamente, però mi ha incoraggiato, non c'è problema, ne vieni fuori, ti conosco come sei fatto, io non mollo, fino al 24 sera io non mollo, io voglio che la mia città cambi, ho una visione diversa, a me interessa l'ambiente, a me interessa il sociale, non potrò mai tagliare il sociale rispetto a quello che ha fatto Massimo, non si può tagliare. Come si fa a tagliare il sociale? Non esiste. Dobbiamo avere rispetto per gli anziani, per le persone fragili, per i ragazzi. Noi abbiamo una fortuna a Padova, si chiama università, ne abbiamo tante fortune, è una città bellissima. Bisogna collaborare tra università e Camera di Commercio, dobbiamo trovare il sistema che i giovani abbiano l'opportunità di stare in Italia, a Padova. Cioè trovare un impiego, ma diciamo, certo non si può permettersi, costa troppo, è una fatica sprecata creare cervelli e dopo permettere che vadano via. Certo. E per carità, uno può andare 1 anno, 6 mesi per imparare l'inglese, ma non si può, Senta, non possiamo permetterci questi lussi. Cosa vuol dire una visione diversa della città rispetto a Massimo? Cioè, come la vede? Io sono orgoglioso di Padova, a me piace. Ogni volta che vado via per lavoro, per turismo, quando torno a Padova,
io sento un amore per Padova e non è cinema. D'altronde non si canta per niente, ma quando torno a Padova, no? È una città magnifica che ha 1000 opportunità. Io ho una visione diversa dal precedente amministrazione. Io penso che la sicurezza si fa in tante maniere, non solo con la polizia, anche con la polizia urbana, collaborando, ma essenzialmente si fa collaborando con le istituzioni. Io rispetto tutte le istituzioni, non ho problemi di qualsiasi colore sia, regione, Stato, ma non tollero che però creino guai a Padova. Questo non posso permetterlo. Per cui anche se un domani sarò sindaco, cosa che mi auguro di essere del giorno 26, se c'è qualcosa che fanno a Roma contro Padova, io prendo la mia macchinetta e vado lì a protestare. Io sono un civico, Arturo Lorenzoni è un civico, non ho capi politici, non devo rendere conto a nessuno, sono libero, a me interessa la mia città, voglio che la mia città cambi, che diventi bella, pulita, orgogliosa di essere Padova. Ogni volta che viene qualche mio amico, qualche mio collaboratore da fuori Padova, dice che città avete? E noi forse siamo abituati, abbiamo troppo forse, e non ci rendiamo conto di cosa abbiamo. Il turismo è una cosa importante, la cultura è una cosa importante. Non possiamo permetterci di dire mando via la fiera delle parole perché a me non piace. A te non piace? Lei vorrebbe riportare la fiera delle parole? Ma certo che la riporto. 70.000 persone. La cultura non ha colore politico, l'ambiente non ha colore politico, gli alberi vanno piantati, no tagliati. Costa, fa parte del PM10, bisogna piantare alberi a tutti i costi. Per abbatterlo. Per abbatterlo bisogna mettere il fotovoltaico, bisogna imparare a usare il bike sharing, bisogna fare la grande Padova, cioè unire tutti i comuni con Termini. Bisogna investire nell'ambiente, se no siamo la quarta città più inquinata d'Italia. L'aria fa schifo, bisogna intervenire, crea bambini, anziani, gente fragile. Presidente, che anche questo alla fin fine... Lei mi chiama presidente per psicologa del calcio? Certo. Ho vissuto allo stadio. Bel periodo. A proposito, sai che bisognerebbe riportare il Padova? Adesso sto facendo un'altra cosa, io mi auguro che ci diano da fare. Avranno tutto l'appoggio dell'amministrazione comunale, non solo perché sono un tifoso, ma perché il calcio porta notorietà, energia, visibilità nazionale. Indotto economico anche per la città. Indotto economico. Quindi Diego Bonavina sarà assessore allo sport eventualmente? Questo non lo so. Io voglio dire, Diego è un ragazzo splendido e non ho nessun problema, anzi è un amico. Ma io voglio dirlo chiaramente, non ho preso accordi con nessuno, non ho fatto alleanze con nessuno, non ho assolutamente nessun problema. Io mi sono solo preso la responsabilità, e adesso sto aumentando di questo, con l'accordo, non solo prenderlo la sicurezza, perché io voglio essere cioè lei tiene le deleghe per la sicurezza. La delega per la sicurezza. Ma perché? Perché non posso sopportare l'idea che vado a qualche quartiere e dicono io dopo l'imbrunire ho paura a uscire. No, bisogna cambiare questa faccenda. Io mi circonderò di persone capaci, non faccio lo sceriffo col cappellino alla stella, che sia chiaro. Io voglio con le persone e con le istituzioni venire fuori. Non solo, dirò un'altra cosa, perché sono stufo di vedere porcherie di sto genere qua. Mi prendo la delega per quanto riguarda la migrazione, mi prendo la delega delle case popolari. Sono cose che farò io, sono io responsabile, nessuno mi toglie questo, e se qualcuno ha qualcosa da dire viene da me, perché questo sono responsabile io. Dopo chiarisco, non materialmente, avrò dei collaboratori importanti, squadra, ma io sono il responsabile di quello che succederà. Ecco, quando domani poi si troverà e dirà certo vorrei mettere un lampione in più, vorrei far passare una pattuglia più volte, ma si accorgerà che i soldi non ce ne sono perché le amministrazioni comunali ormai sono a questo livello. Che fa? Certo, è un problema di capitoli. Allora, nel sociale hanno tolto 9 milioni in 2 anni, io li rimetto. Bisogna, ognuno ha le sue priorità, Io dico, cioè dice che la priorità comunque è il sociale? Per me la priorità è la sicurezza, il sociale, l'ambiente, la qualità dell'aria, il turismo, la cultura. Sono tutte cose importanti in cui cultura
e attività di genere turistico portano indotto, portano soldi. Lo sport di base hanno aumentato in maniera inverosimile lo sport di base. Sarà che ho un po' di interesse per lo sport, perché avendo fatto il presidente del PAO ho visto moltissime piccole società. Non ce la fanno nemmeno a pagare i 2.000-3.000 euro all'anno, perché questo che hanno chiesto in più. Non si può. Lo sport fa educazione. Togli i ragazzi dalla strada. Li fa fare una vita serena e tranquilla. È salute. E un'altra cosa importante è integrazione. Sono i ragazzini che giocano e sono di tutte le razze. Io vedo anche i miei nipoti a scuola, uno da 12, uno da 8 o 9 quasi, e hanno gli amici di altre razze. Certo, non c'è un problema, siamo tarati noi, bisogna che cambiamo. Senta Presidente, abbiamo tantissime cose di cui parlare, quindi diciamo è inevitabile che al suo fianco da lunedì potrebbe esserci Arturo Lorenzoni nella qualità di vice sindaco, no? Questo certo, è ormai dato 100%. Esatto. Altri nomi lei li ha visti un po' anche sui giornali, le ricostruzioni di quelle che potrebbero essere le squadre, non le vuole annunciare? Ma non ho nessuna intenzione, non ho fatto accordi con nessuno, non lo voglio. Io so già che da lunedì perderò qualche amico. È normale, però io farò le cose in maniera trasparente. Ho chiarito a tutti che decido io, punto. Deciderò in collaborazione con Coalizione Civica, con Arturo Lorenzoni. Ci siamo detti, siamo tutti e due responsabili delle nostre coalizioni, delle nostre liste. Troverò la soluzione. Prima di tornare poi ai temi ancora della città, com'è nata la sua candidatura? Una curiosità, c'è arrivata una telefonata, lei ha detto ma ragazzi a me piacerebbe quasi. Io quando me l'hanno detto, era a novembre. Fu una chiamata? No, è stata una visita di una persona senza fare nomi. Ho detto, Massimo Bettini. Esatto, appunto, penso che il segretario provinciale del PD. Ho detto non credo proprio, non sono tagliato, non ho le conoscenze, io ho sempre fatto l'imprenditore, grazie, è stato un piacere. Ha detto lei perché? Questo non ho capito perché, forse perché sono simpatico, non lo so, no, forse lo dico, perché adesso però faccio il presuntuoso. Ho un minimo di riconoscibilità, cioè mi conoscono, un po' di gente mi conosce, penso di essermi comportato nella mia vita imprenditoriale, merito della mia famiglia, di tutti quelli che mi hanno aiutato in maniera seria e corretta, non mi va ad imbrogliare nessuno, proprio è fuori dalla mia logica. Se faccio qualche torto a qualcuno e me ne rendo conto, devo sistemarlo al più presto, se no sto male, sto proprio male. Per cui ho continuato a dire no, è anche difficile dire di no in continuazione, quando poi a un certo punto è venuto fuori, ero a dicembre, un articolo su un quotidiano locale che mi dipingeva come Sant'Antonio, per cui sono iniziate telefonate, fallo, per carità, bisogna, sei l'unico. Io mi sentivo anche in difficoltà, ho detto se c'è una coalizione, perché io non ho mai fatto politica nella mia vita, non ho tessere. Ho detto dai, insomma, bisogna fare qualcosa, ogni tanto, a me hanno insegnato che bisogna anche dare. Adesso abbiamo pubblicità, ci fermiamo per un minuto, poi vorrei parlare di ospedale, plebiscito, migrazione, tutte queste cose qui, ma lunedì non dovesse andare come vuole lei, resta consigliere comunale? Ci penserò, non ho mai pensato perché tanto vinco. Vabbè, ci fermiamo per un minuto, tra poco. Media 10, torniamo in diretta con Sergio Giordani, candidato sindaco a Padova. L'ultima cosa davvero di politica, poi andiamo al programma. Ovviamente Bitonci, la sua compagine, dice attenzione, non è vero che 29 più 22 starà sopra di me, perché chi ha votato Lorenzoni in realtà perché non voleva votare Giordani. Su questo cosa risponde? Può essere che sia qualcuno che cambia anche idea, però penso che sia il sottoscritto che Arturo Lorenzoni abbiamo dato garanzie per quanto riguarda i due gruppi politici.
per cui non credo succederà. Qualcuno, per carità, li trovo, dice ma ti sei spostato troppo a sinistra, e l'altro ti sei spostato troppo a destra, e fai questo, fai... Io sono un candidato civico. Arturo Lorenzoni è una persona seria, a me piace. Abbiamo trovato un'intesa perché abbiamo gli stessi obiettivi sulla città. Nessuno di due vuole fare politica nel senso stretto del termine. Vogliamo dare una mano alla nostra città, vogliamo che faccia un salto di qualità. A me la mia città mi ha dato moltissimo, devo dare qualcosa. E all'inizio anche i miei familiari erano un po', ha detto, se abbiamo fatto 10 anni calcio a Padova, sui prossimi sono peggio ancora. È vero, più difficile, però è una cosa entusiasmante quello che sto facendo, mi entusiasma, ho imparato un sacco di cose, ho parlato con un sacco di persone. Quando sono uscito dall'ospedale ho trovato Padova che mi ha accolto, c'era qualcuno con le lacrime negli occhi. Queste cose qua per me valgono tantissimo. Io sono innamorato della mia città e dei miei cittadini. Io sono sicuro, in 5 anni non sarò brevissimo, non sono un mago Zurlì che modifica tutto, però sono convinto che bisogna cambiare la città nel senso umano, nel senso sociale, essere bravi. Massimo Bitonci ha litigato con tutti. Io non ho mai litigato con nessuno nella mia vita, non ho mai litigato con nessuno. È un discorso caratteriale, io non lo so, io non voglio litigare, discuto e poi alla fine decido. Senta, io sono tranquillo di questo. Però si è detto che da questa campagna elettorale un po', Padova sicuramente più che in altri posti, però almeno c'era, ma si è discusso poco di migrazione, perché si pensa nelle dietrologie che il governo abbia fatto un po' sparire questo tema e che da lunedì si tornerà a discutere di nuovi arrivi. Questo è. Ma non è vero. Nel momento in cui dovessero scegliere di destinare altre centinaia, non lo so, ovviamente poi, di migranti, 40, 50, 60, quello che saranno, a Padova, che faranno? Rischia appunto di avere questi contrasti? Non succederà. Il ministro Pinotti ha garantito in maniera chiara che la caserma Romagnoli è passata al demanio e il demanio ha altri obiettivi. Primo, ricordo che a titolo di cronaca io difenderò la città di Padova a tutti i costi. Non sto dicendo che faccio la barriera come gli altri sindaci, sto solo dicendo faccio una cosa molto chiara. Primo, quando c'era Massimo Bitonci avevamo circa 900 migranti. Adesso che c'è il commissario ne abbiamo 600. Perché? È semplice, perché va a far sì che i comuni limitrofi a Padova scarichino su Padova i problemi, e ovviamente sono i comuni di leghisti. Non è corretto questa posizione qui, non è corretta. Siamo fuori dell'ANCI, dell'associazione dei sindaci. Il giorno 26 porto Padova all'interno dell'ANCI, non solo, e siccome c'è la legge che prevede che il massimo è il 2,5%, è risolto il problema. È inutile che dicano cose diverse. Io apprezzo il comportamento dell'amico dell'accoglienza diffusa, ma l'apprezzo in maniera umana. Non sto dicendo vai, venite tutti da noi, sto solo dicendo che serve collaborare con le istituzioni e non opporsi. Non serve a niente, perché la dimostrazione pratica è periodo Bitonci avevamo di più. Poi nascono casi tipo la Prandina, uno fa le manifestazioni, sono io che difendo, sono io. Ma non è vero. Ecco, massimo che porteremo più migranti. Abbiamo un problema epocale, alla fine. Dipende poco dai comuni, dipende dal governo. E poco possono fare. E poco possiamo fare. Però io farò in modo che i migranti non aumentino, perché vanno presi, trattati con umanità, insegnato l'italiano, in modo tale che tutti siano tranquilli. Io voglio la tranquillità. Senta, perché l'ospedale nuovo sul vecchio? Questa è una bellissima domanda. I politici di razza dicono grazie di questa domanda. Te lo dico anch'io, esatto, grazie. Terribile. Sto imparando un po' alla volta, ancora qualche mese imparo. Io ho fatto fare da un'azienda, di cui non posso dire il nome, un'azienda specializzata in costruzione e gestione degli ospedali, un piano. E è dall'inizio che ragiono come imprenditore. Dico, sono stati spesi finora 220 milioni per sistemare l'ospedale.
Come si fa a spazzare via tutto e andare da un'altra parte? A me pare una roba incredibile. Ho fatto fare questa analisi, mi ha fatto un macro piano con tanto di costi e Gantt, cioè quanto tempo ci si impiega, e sono 10 anni in effetti, ed è venuto fuori che un ospedale nuovo costa 198 milioni. Vabbè, io ho detto a sta gente, scusa, io non so queste cose, ma sento sempre parlare di 600, 700, addirittura tanti anni fa 1,5 miliardi. Una volta sì, progetto Galan. Esatto. Scusa, com'è possibile? Dice, non c'è problema, mi ha fatto vedere tutti i costi. Io ci credo, però voglio essere preciso. Non spetta il sindaco di Padova decidere quando e come sarà fatto. Spetta trovare il sito. Il sito, siccome l'ospedale di Padova non è razionale, perché è stato costruito un po' alla volta, c'è edifici piccoli, edifici grandi, da una parte e dall'altra da una parte e dall'altra della città, c'è lo spazio, basta lavorare in verticale. Però quello che si diceva anche nei mesi scorsi è come facciamo a far fare dei lavori in corso mentre lì ci sono delle persone ricoverate. Non c'è problema, non c'è problema, non c'è assolutamente problema, perché viene costruita una struttura nuova, la chiamano struttura Volano, in cui vengono trasferite tutte le attività. Come stanno facendo a Trieste col pronto sì, soccorso, succede in tantissime città. Il monoblocco viene abbattuto con calma, senza problemi. Dopodiché vengono realizzate 2 torri di medicina, chirurgia e acuti, si trasferisce un'altra volta il tutto dalla Torre Bolano ai 2 ospedali, nuovi, perché non parliamo di ristrutturazione, parliamo di ospedali nuovi, e abbiamo un vantaggio enorme, che la Torre Bolano diventa il campus richiesto, perché sennò la regione non può finanziare una cosa universitaria. Diventerebbe il campus universitario. È splendido. Come si fa a pensare di buttare via l'ospedale? Cambia completamente l'aspetto di Padova. Cosa viene fuori? Un buco enorme. Le stesse cose diceva Massimo Bitonci nel 2014. L'ha detto. È vero quello che diceva. Ha cambiato idea adesso? Non so. Non capisco neanche il perché. Ma qualcuno, il giorno 26, quando vado dal governatore, che è una persona seria e razionale, qualcuno mi spiega perché costa 199 milioni e anziché 600, 700, 500 milioni. Non sono 500.000 lire, 500 milioni di euro. Il governatore è una persona seria e razionale, ha detto. Ha buoni rapporti con Zaia? Io sì, come presidente dell'Interporto ho sempre avuto ottimi rapporti. Adesso non voglio metterlo in imbarazzo. Io fino a pochi mesi fa, fino a gennaio, ero il presidente dell'Interporto. Quando avevo bisogno della regione mi ha sempre dato una mano. È una persona intelligente. Senta, per cui... Presidente, lei è imprenditore e quindi sa bene, ha capito che non da ieri, però Padova ha perso un po' il treno rispetto a Verona anche, no? Che è un po' diventata la città dell'economia di riferimento in questa regione. È vero o no? Non mi dà fastidio ammetterlo, ma è vero. Cioè, no, tutta la simpatia per Verona, per il sindaco. Cioè, abbiamo perso il treno, è vero, bisogna recuperare. Padova è una città troppo bella, ha troppe attività, turismo, abbiamo tantissime cose. Non possiamo, bisogna che siamo una città aperta alla cultura, all'università, alle imprese. Bisogna sburocratizzare il comune, bisogna lavorare con la logica delle imprese. Sa quante persone, quanti dipendenti comunali vengono a dire a me per carità, cerca di vincere per carità. Siamo umiliati, siamo offesi, siamo trattati male. Il personale di un'azienda, in questo caso il comune, ha 1800 persone. Avere 1800 persone demotivate è molto diverso da averle motivate. Io ho fatto un'esperienza pubblica nell'Interporto, 70% pubblico, azienda eccezionale, utili, serenità, rapporti sindacali buoni, non c'è niente che non vada. Un manager straordinario. Allora? Senta, è vero che ha detto bus gratis agli anziani? Cosa? Ha lanciato questa proposta, il bus gratis agli anziani? Verissimo, verissimo. Sì, ho fatto 3 proposte. Oltre i 65 anni
con un documento, anziché 45 minuti come adesso, avranno 4 ore, primo risparmio. Quelli con pensioni sociali, cioè basso reddito, avranno l'abbonamento gratis. Mi sembra giusto, sono veramente bassi, bisogna dare una mano. In più bisogna rifare completamente il discorso della mobilità pubblica, non sta funzionando. Volevo arrivare a questo. Però, chiedo scusa, un'altra cosa, tutti i ragazzi sotto i 25 anni avranno per il primo anno il bike sharing gratis. È un investimento, bisogna capire che bisogna andare in bici, è importante, non si inquina, fa salute, si risparmia soldi, per cui... Tram come la mettiamo? Ormai resta una sola linea o si può recuperare il finanziamento da Roma? Io provo a recuperare, è difficile, però a qualche ministro che è venuto a trovarmi ho già detto che il 26 io vado a Roma e voglio soldini. Perché mi servono? Perché io penso che il comune non ha molte risorse, va bene. Allora, ci sono due modi, un patto col governo, in cui dico datemi una mano perché devo fare la mobilità pubblica, se no non funziona. Non è stata una mossa intelligente perdere i 60 milioni di euro. E secondo punto, la comunità europea. Il comune di Padova l'anno scorso ha portato a casa come contributo europeo 165-170 mila euro. E niente. Con l'Interporto abbiamo portato a casa 4 milioni e mezzo. Bisogna impegnarsi, e ho della gente valida, del gruppo Padova che si impegnano a portare a casa soldi su progetti reali, concreti, non su fantasie. Questo è sempre uno dei problemi dell'amministrazione, cioè cercare di attrarre investimenti dalla Europa. Bisogna portare a casa i soldi, primo punto. Secondo, mobilità pubblica, fare il diretto piazza -3, perché l'hanno tolto. Ritornare al diretto piazza. Come era una volta, hanno dato i commercianti, i cittadini che devono andare in comune, sotto il salone, sotto le piazze, bisogna fare queste cose. Penso che sia difficile fare il discorso di un nuovo tram, obiettivamente. Quello che c'è va bene, bisogna puntare sull'elettrico. Senta, Presidente, Arcella? Che si fa per l'Arcella? Arcella, l'altro giorno con Coalizione Civica abbiamo presentato un programma in cui sarà destinato, primo, ma questo è tanto che lo dico, ogni quartiere bisogna ripristinare immediatamente i consigli di quartiere. È l'unico modo per sapere in maniera perfetta e puntuale cosa succede nel quartiere, se no stanno a Palazzo Moroni, non si sa niente. È giusto che ci siano, è giusto che siano anche in maniera democratica, in base alle elezioni, non come volevano l'amministrazione precedente, tutto è di un colore. Io non ho problemi, qualsiasi colore mi va benissimo, in maniera democratica, e devono dare suggerimenti. Abbiamo fatto una proposta con coalizione, ogni quartiere sarà destinato 1 milione. Lo so che non si può far spendere a loro, che sia chiaro, ma come budget, come capitolo di spesa, ogni quartiere avrà 1 milione a disposizione e i cittadini ci diranno come spenderlo. Penso che l'Arcella meriti qualcosa di più, perché è anche grande, è molto grande, ha quasi 40.000 abitanti, vuol dire 2 Cittadella, sì. Senza essere offensivo con Cittadella, ma vuol dire... Scelta a caso, dice. Scelta a caso solo per fare un parametro. Senta, 2 Cittadella. Vigili di quartiere? Assolutamente, che vadano a piedi. Polizia urbana, fondamentale, devono diventare amici dei negozianti, degli abitanti, a piedi, non in macchina. Sono convinto e ho ricevuto moltissime disponibilità da parte della polizia urbana a impegnarsi di più. Ne conosco molti, sono brave persone, ma anche questi vanno motivati. E quando uno non lavora volentieri e diventa tutto pesante, non è piacevole. Non c'ho niente contro il comandante, anzi lo conosco, ma non può essere che un comandante va preso da un posto piccolo, gli manca la cultura, bisogna prendere da una città importante, magari l'abbiamo già in casa, non lo so. Per me personalmente, quando entro su un'azienda, ho fatto parecchie esperienze in questo senso, non si tocca nessuno, sono tutti bravi, sono tutti là. E dopo si prova, si capisce, ma valorizzate le persone che sono all'interno. Il personale di un'azienda, del comune, è quello che fa la differenza. Nessun altro può fare la differenza, fa fare dei salti di qualità enormi. Bisogna essere orgogliosi della città, i cittadini e i collaboratori del comune devono essere orgogliosi del lavoro che fanno. Dove seguirà lo spoglio domenica sera, domenica notte?
Sul mio punto elettorale? Sì, sì, però vado lì con calma, non voglio agitarmi troppo. Insomma, dai, ascolta, sono 6 mesi che lavoro in maniera con molta determinazione. Per poco ci rimetto la pelle. Io voglio vincere, ma non voglio vincere per l'ansia di fare il sindaco. Io voglio vincere per questa città. Io sono convinto che con l'aiuto di tutti, non da solo non sono capace di fare niente, un uomo solo al comando. Massimo dice, ci vuole un uomo forte e gli altri sono minestrine. Io sono una minestrina, non c'è problema, però io voglio cambiare la città. Minestrina vuole cambiare la città, vediamo come va a finire. E io cambio, basta liti. Ha litigato con tutti, non si può litigare, mai litigato con una persona nella mia vita e non ho intenzione di litigare. Grazie Sergio Giordani. Grazie a voi, grazie dell'ospitalità e mi raccomando, l'importante è che venite a votare tutti quanti domenica, fate quello che volete, però votate per me. Paura a proposito dell'astensione o no? Dicono che può esserci qualche pericolo. Ultimamente molta sinistra non andava a votare. Sì, ma sarà omogeneo. Tanto, io mi raccomando, venite a votare e possibilmente votate per me. Grazie Sergio Giordani, candidato sindaco a Padova. A voi per averci seguito. L'informazione di Antena 3 prosegue adesso con il Intergiornale del Veneto. Buona serata. Buona serata.